Per poco meno di 300.000 pensionati veneti, luglio è sinonimo di 14ª. Stando alle stime dello CGIL Veneto, il sindacato dei pensionati, circa 2/3 dei riceventi incasseranno la 14ª piena, che varia tra i 437 e i 655 euro, mentre i rimanenti riceveranno una somma ridotta, compresa tra i 336 e i 504 euro. Certamente un aiuto concreto in un momento in cui il costo della vita è sempre più alto, ma non è tutto oro quel che luccica. I problemi sono ancora tanti. Chiaramente è una boccata di ossigeno per questi pensionati, però la platea dei pensionati interessati alla 14ª è oggettivamente troppo bassa, quindi bisognerebbe ampliare di più la sfera dei pensionati che possono fruire della 14ª. La 14ª è una goccia nel mare rispetto alle esigenze dei pensionati, costretti ogni anno a fare i conti con un caro vita opprimente. Per dare l'idea, oltre il 40% degli ultra 65 anni veneti riceve dall'INPS una pensione inferiore a 1.100 euro, una somma che spesso non riesce a coprire tutte le spese necessarie per sopravvivere, e lo scorso anno in Veneto il pensionato medio ha sborsato circa 350 euro al mese per prodotti alimentari che devono essere sommati a 870 euro mensili per coprire i vari costi dell'abitazione. Spese destinate ad aumentare almeno del 10% nel 2025. Gli adeguamenti che vengono fatti anno su anno non coprono minimamente l'andamento dell'inflazione, soprattutto negli anni scorsi dove avevamo un'inflazione molto alta. Abbiamo avuto un adeguamento dei trattamenti pensionistici che è stato molto al di sotto rispetto all'andamento del costo della vita. Le famiglie, anziani compresi, hanno sempre più difficoltà a rientrare nelle spese. Le conseguenze sono evidenti: molti pensionati sono costretti a ridurre i propri consumi e in alcuni casi anche a rinunciare alle cure mediche per paura di non arrivare a fine mese. L'appello lanciato al governo da CGIL Veneto è chiaro. C'è uno scarto importante tra il costo della vita, e quindi per costo della vita si intende non solamente il carrello della spesa ma anche acqua, luce e gas, e i trattamenti pensionistici in atto, e quindi abbiamo bisogno che il governo faccia uno sforzo intanto per adeguare effettivamente gli aumenti delle pensioni in rapporto all'aumento del costo della vita, è già questo un tema, e poi allargare la platea degli aventi diritto alla 14ª.